Ormai tutto pronto, il conto alla rovescia si è esaurito e lo starter richiama a sé le femmine partecipanti al Gran Premio Continentale Filly. 66.000 euro la dotazione complessiva sul traguardo per una prova di gruppo 2 per le femmine di 4 anni. 1 Sherivit Vincenzo Luongo, 2 Cadillac Griff Antonio Di Nardo, 3 Crystal Pan Enrico Bellei, 4 Credit Cash S Marco Stefani, 5 Clarissa Alessandro Gocciadoro, 6 Canadian Kronos Federico Esposito in seconda fila, 7 Catrinel Filippo Rocca, 8 Compilation Lorenzo Baldi, 9 Charlotte Gar Roberto Vecchione. Macchina guadagna velocità sulla retta ed è pronta allo stacco, con il tentativo da parte di Crystal Pan di scavalcare Cadillac Griff, la quale però rientra al suo interno in mezzo alla pista. È molto veloce Credit Cash S, che va per convergere allo steccato su Cadillac Griff e ci riesce. Passa a condurre Credit Cash S, che è in vantaggio dopo 200 metri in 13,5, sposta al largo prontamente Cadillac Griff, che anticipa le mosse di Crystal Pan e va a sfilare a condurre. Rimane così allo scoperto Crystal Pan, la seconda pariglia esterna la va a cogliere Clarissa, la quale deve andare in terza corsia perché Enrico Bellei ha preso drasticamente in mano. Terza allo steccato c'è Sherivit, a fare la terza pariglia al largo si muove Catrinel. Primo quarto velocissimo, se n'è andato in meno di 28,43 per i 600 metri iniziali, con Cadillac Griff che cammina all'avanguardia, Clarissa che avanza all'esterno, Credit Cash S seconda allo steccato avanti a Sherivit, seconda pariglia al largo per Crystal Pan avanti a Catrinel. Gli 800 metri iniziali in 57,5, con Cadillac Griff sempre in evidenza nei confronti di Credit Cash S. Clarissa che si impegna allo scoperto, fa fatica a tenere la pariglia Crystal Pan, il chilometro in 1:12,1. Numero 9 Charlotte Gar prosegue di gran lena Clarissa con gran coraggio sempre all'esterno, Credit Cash S richiesta allo steccato, poi Sherivit che sembra avere ancora qualcosa da spendere, 14,2 di là per 1:26,3 i primi 1.200. Cadillac Griff è in fuga da Clarissa che prova a tornare al suo esterno, poi ancora Credit Cash S mentre viene a fare l'arrivo Catrinel, la piegata conclusiva passata in 14,9. Cadillac Griff è in vantaggio, Clarissa che attacca al largo, è in vantaggio Cadillac, Clarissa non si dà per vinta e attacca all'esterno, Clarissa che va sull'Adicac, le due testa a testa sul palo, Clarissa porta a casa una vittoria strepitosa tutta al largo. Al terzo posto è Catrinel, 29,4 ad arrivare, 1:11,9. Il ragguaglio cronometrico non era nella sua miglior versione, aveva sbagliato a sgambare, ha sbagliato nella falsa, ma in corsa ha tirato fuori tutto il carattere che la contraddistingue. Una cavalla dal cervello veramente d'oro, gira tutta strada di fuori a Cadillac Griff, nel finale guadagna la meglio di quasi una lunghezza. Alessandro Gocciadoro al training e alla guida per la scuderia Natalino 96, la vittoria strabordante di Clarissa e Alessandro Gocciadoro.